Buonasera dalla redazione TG10, i titoli e gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Hanno dormito all'addiaccio davanti alla direzione generale dell'azienda ospedaliera di Cosenza gli 80 OS della Coop Service, attendono la soluzione da Cotticelli. 40 milioni di euro per uscire dall'emergenza rifiuti deliberata dalla costruzione di un impianto per lo smaltimento. Il commissario Graziano ribadisce la linea del PD, la strada è quella del rinnovamento, chi aderisce alle primarie è fuori dal partito. Intanto nasce il partito di Renzi mentre Fratelli d'Italia prepara la sfida per le regionali. Un incendio ha distrutto nella notte un magazzino commerciale a Vibo, non si esclude la matrice dolosa. Incidente sul lavoro a Simvario nel Vibonese, un operaio è rimasto gravemente ferito, l'uomo è caduto da un'impalcatura. Una bimba di 18 mesi, chiusa accidentalmente in un'auto parcheggiata sotto il sole, è stata salvata dai poliziotti allertati dalla mamma e è accaduto a Crotone. Regina convincente pareggia a Bari, 1-1 il risultato. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Come promesso, gli 80 OS non mollano, vanno avanti con la loro protesta notte e giorno, nonostante le difficoltà. È un lavoro che almeno fino al 30 settembre continuerà e adesso si rivolgono ancora una volta, avevano già fatto in passato, al commissario Cotticelli. Da lui vogliono delle risposte. Sentiamo. Hanno trascorso la notte sul tetto dell'ospedale gli 80 operatori sociosanitari da settimane in lotta per difendere il posto di lavoro, la strada chiusa al traffico, polizie e vigili del fuoco, il gonfiabile pronto all'uso, vigilano sull'incolumità dei lavoratori disperati. Sono in attesa di risposte da parte del commissario Cotticelli e continuano a chiedere la proroga. Speriamo che Cotticelli possa capire che non ha nessun vincolo di legge a non prorogare noi, perché comunque noi siamo legati a un appalto pubblico che è già stato prorogato per un anno, non si capisce perché vogliono adesso farci ritornare al prima del concorso famoso che abbiamo fatto nel 2002 per conquistare la posizione di operatore sociosanitario. Questo noi non l'abbiamo capito ancora perché vogliono fare questo. Da 25 anni in servizio all'ospedale dell'Annunziata temono di ritrovarsi disoccupati. L'azienda ospedaliera ha deciso di internalizzare il servizio e ricorrere alle graduatorie da fuori provincia. Nessuna guerra tra poveri, ci dicono, c'è spazio e risorse per tutti. La disponibilità del lavoro in Calabria c'è posto per tutti, anzi giacché noi siamo in piano di rientro e ci sono i fondi bloccati, per poter attingere a nuovi fondi, cosa c'è meglio dell'internalizzazione di un pacchetto di operatori sociosanitari che costano oggi quasi 3.500.000 euro, quando se ci internalizzassero risparmierebbero intorno ai 2 milioni circa di euro, con questi 2 milioni senza chiedere nuovi fondi al Ministero possono tranquillamente usare questi fondi per prendere altre 100-150 persone dalle graduatorie. La questione rifiuti, questione per la quale si cercano delle soluzioni coinvolgendo i territori. Oggi ci occupiamo della provincia di Cosenza, sarebbe stato individuato il luogo dove far nascere un impianto importante per l'equilibrio del sistema. Ci saranno delle resistenze, già si annunciano, e ci sono resistenze anche sulle soluzioni tampone per arrivare a questa fase cruciale. Le strategie per venire fuori dalla crisi, ma soprattutto per disegnare la nuova mappa dello smaltimento dei rifiuti nella provincia di Cosenza. Marcello Manna espone il piano programmato durante l'assemblea del Lato, partendo dal nuovo sito individuato per la realizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti. È stata un'assemblea importante che ha avuto anche con decisioni storiche, possiamo dirlo. Siamo soddisfatti. Abbiamo trovato un sito che è assolutamente fruibile, vicino all'autostrada, impatto ambientale zero, perché questi impianti sono davvero di altissima tecnologia. La parola d'ordine è efficienza, dice il presidente del Lato, ed elenca i benefit che deriveranno per il comune di Morano. 42 milioni di euro, una ricaduta occupazionale importante, per quel comune ci sarà anche una detassazione importante, devo dire, e delle royalty, verranno anche riconosciute delle royalty da parte della regione. Tutto questo nel medio o lungo periodo. E adesso come si esce dalla situazione difficile in cui si trova la regione? C'è l'ordinanza del
del Presidente della Regione Calabria, il sovralzo per quanto riguarda Cassano, le altre discariche che sono interessate e che consentiranno un periodo di tempo di respiro, perché si tratta anche questo. Nel frattempo ci stiamo attrezzando per trovare anche altre soluzioni. In merito alla riapertura della discarica di Castrovillari, i deputati del Movimento 5 Stelle, Parentela ed Ippolito minacciano di interessare la magistratura, ricordando gli esposti presentati da associazioni e comitati del territorio e l'interrogazione ai ministri dell'Ambiente, della Salute e della Giustizia. La politica adesso, il commissario Graziano ribadisce la linea del PD, la strada ha detto è quella del rinnovamento, chi aderisce alle primarie è fuori dal partito. Le cose si complicano in casa PD, già il partito navigava in acque poco tranquille, adesso con la scissione di Renzi il tutto sarà ancora più complicato. È vero che per le regionali l'ex Presidente del Consiglio non avanzerà pretese, ma è altrettanto vero che i renziani, che pure in Calabria ci sono, almeno in termini di voti, qualcosa la diranno. Detto questo, l'attenzione è tutta catturata dalla forte conflittualità che si acuisce sempre di più fra il commissario Graziano e quindi il PD e Oliverio. Il primo è sempre più determinato e spinge oltre i confini del partito il governatore, a tal punto da smontare finanche le primarie. Il dato politico è che il PD non partecipa alle primarie, è evidente che nessun iscritto del PD può partecipare alle primarie, se l'indicazione è questa. Magari una scusa per dare uno scossone ancora più forte al presidente che vorrebbe essere ricandidato. Ma chi difende Oliverio? 2 consiglieri, il resto gli ha già girato le spalle. In politica, così come nella vita, funziona così. Adesso il PD calabrese ha altre priorità: inseguire il Movimento 5 Stelle sulla strada del civismo. Da 4 mesi a questa parte stiamo lavorando per andare nella direzione dell'allargamento alle forze civiche, al civismo, per dare segnali di cambiamento. È chiaro che il fatto che ci sia il cambio del governo nazionale, ci sia uno scenario diverso, cambia anche gli scenari, diciamo, sicuramente in Calabria. In tutto questo muro contro muro che porterà chissà dove, c'è la coalizione di centrosinistra che preme sul PD per sapere cosa fare da grande, ma è fin troppo evidente che il Partito Democratico calabrese non può che prendere tempo. Quello che è palese è che questi sono giorni caldissimi nei quali dovrebbe essere assunta una decisione. A proposito, se Oliverio dovesse insistere con primarie e candidature, il 6 fuori di Graziano sarà automatico. Lo scambio di battute continua, ci sono diversi botta e risposta. Oliverio ha parlato oggi ai giornalisti a Catanzaro, ha detto Graziano non è il padre eterno, la mia candidatura è in campo, se ci sono altri candidati si va alle primarie. Lo statuto del PD, che anche il commissario del partito è tenuto a rispettare, dice Oliverio, prevede una norma precisa in base alla quale i presidenti di regione al primo mandato possono riproporre la loro candidatura e qualora ci siano altri candidati sostenuti dal 15% degli iscritti al partito c'è il ricorso alle primarie. Quindi dice io mi sono proposto con una lettera al segretario a norma di statuto. Andiamo avanti, sempre con la politica. A Catanzaro l'insediamento del coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia, guidato dalla parlamentare Wanda Ferro, il partito di Giorgia Meloni pronto alle prossime sfide, ad iniziare dalle regionali. Wanda Ferro auspica l'unità del centrodestra. Fratelli d'Italia è pronto alle prossime sfide, iniziando da quella alle Stelle per l'appuntamento nazionale aspettando a Treu, in programma a Roma dal 20 al 22 settembre, ma lo sguardo è rivolto alle regionali. È stato ribadito a Catanzaro nel corso dell'insediamento del coordinamento provinciale guidato da Wanda Ferro. Una sfida che vuol vedere un'Italia che riparte insieme al suo mezzogiorno, alla nostra Calabria, un'Italia che vuole ridare fiducia ai cittadini con scelte chiare, senza inciuci, senza, devo dire, quello che per noi è stato un atto antidemocratico rispetto ad una scelta di vedere al governo coloro che stanno costruendo una casa con i sassi che si sono lanciati e soprattutto con le grandi accuse a partire da Bibbiano piuttosto che altri temi. La sfida ovviamente delle regionali è ormai alle porte, è una sfida che vuole vedere Fratelli d'Italia riconfermare un netto successo che abbiamo avuto già nelle regioni dove ci siamo confrontati e auspichiamo col centrodestra unito, perché uniti si vince, ma soprattutto anche riconfermare quel dato delle
europee. Ma il centrodestra riuscirà ad arrivare unito all'appuntamento con le regionali? Il centrodestra unito sicuramente parla una stessa lingua, combatte le stesse battaglie, non sarebbe insomma una cosa poco intelligente, diciamo, non farlo, e soprattutto insomma che appena ci sarà un tavolo ufficiale per la scelta del candidato o della candidata, e lo dico ovviamente non per segnalare un discorso al maschile e al femminile, deve essere il candidato che maggiormente ovviamente trova all'interno della coalizione la massima partecipazione. Sul tema elettorale è tornato anche Fausto Orsomarso. La destra italiana, ha detto, è cresciuta ed è diventata affidabile, tanto da essere pronta a governare anche la Calabria. Abbiamo vinto tutte le regioni, per governare il sud mancano soltanto, dopo la Sicilia, la Basilicata, credo manchino la Calabria, la Puglia e la Campania. Lo sforzo è questo, quindi offrire in ogni regione, a prescindere dalle sigle, il miglior interprete. Ha governato il centro-sinistra, crediamo che abbia governato male e crediamo che adesso sia tempo nostro. Movimento 5 Stelle, dice Davide Anesci, quello dell'Umbria secondo me non è un modello replicabile in Calabria, anche alle europee ci siamo confermati primo partito, abbiamo mantenuto alta la bandiera del Movimento 5 Stelle per la serietà con cui abbiamo condotto le battaglie, l'idea di lasciare la responsabilità di aggregare forze a un esponente del civismo sarebbe sbagliata. È il Movimento 5 Stelle che si deve fare da garante di un'aggregazione civica, tanto più ora che pare possibile che Oliverio indica le elezioni per dicembre. Così la deputata vibonese Dalila Nesci, pronta a mettersi in campo, dice: io mi ero resa disponibile ancora prima della caduta del governo, dissi a Di Maio, gli dissi che sono disposta a dimettermi da parlamentare e a candidarmi. Voltiamo pagina e occupiamoci della lenta agonia della biblioteca civica di Cosenza. I dipendenti sono da 9 mesi senza stipendio. I nostri passi, l'unico rumore all'interno della biblioteca civica di Cosenza, dove i cartelli raccontano della solitudine e del dramma dei 4 dipendenti che da 9 mesi senza stipendio hanno dichiarato lo stato d'agitazione. Il più antico istituto di cultura della città dei Bruzzi, 350.000 i volumi conservati, è regolarmente aperto. Troviamo uno solo dei dipendenti che, come sentinella, è custode delle stanze del patrimonio. I colleghi sono malati, lui è gentile come sempre con chi arriva per la consultazione e con i tanti turisti come Gianluca, che da Arcore è venuto in Rivalcrati e ha deciso di trascorrere qui l'intera mattinata. Cosa ti ha colpito in questa biblioteca a Cosenza? Il fatto che sia un piccolo museo, dato dalle stampe che si possono trovare sopra le scaffalature contenenti i libri, da alcune sculture di mezzo busto e dalla sua forte componente di storicità che si respira in tutte le sale che si attraversano. È un momento molto difficile e dalla persona che ho conosciuto che vive direttamente questa situazione sono rimasto stupito dalla sua calma nonostante tutto. Spero che questa situazione si risolva al più presto. Tutto dipende dalla politica. Quando andiamo via, altri turisti si avvicinano affascinati ad un luogo che è ricco di fascino e di storia e che non può morire, un silenzio che urla. Un incendio ha distrutto nella notte un magazzino commerciale a Vibo Valencia. I vigili del fuoco hanno lavorato fino all'alba per spegnere il rogo, i danni sono ingenti, non si esclude la matrice dolosa, ma sull'incendio sta indagando la polizia. È ancora forte l'acre odore di fumo e questo è quello che resta dell'incendio che questa notte ha impegnato fino all'alba i vigili del fuoco. Siamo all'ingresso, al cancello d'ingresso del supermercato Eurospin di Vibo Valencia. La chiamata al 115 è arrivata intorno a mezzanotte e mezza, ma quando le squadre dei vigili del fuoco sono giunte sul posto, le fiamme avevano già divorato tutto, considerata l'ovvia presenza di cartoni ed altro materiale facilmente infiammabile che ha preso fuoco. Il vasto incendio ha interessato questa notte il magazzino del supermercato Eurospin situato sulla statale 18 all'ingresso di Vibo Valencia. I danni non sono stati ancora quantificati, ma il rogo ha mandato in fumo praticamente tutte le derrate alimentari presenti, che erano in grossa quantità, considerata la grande affluenza di clientela che caratterizza questo supermercato. Si è trattato di un incendio di vaste proporzioni, se si considera che per spegnerlo i vigili del fuoco hanno lavorato almeno 6 ore con l'impiego di 2 autobotti
poliziotti, 2 squadre ed altro personale per un totale di ben 15 unità che si sono prodigate per spegnere ogni focolaio fino alle prime luci del giorno. Sull'episodio hanno avviato indagini gli uomini della polizia che non escludono alcuna ipotesi. Le fiamme hanno praticamente distrutto il magazzino e l'incendio potrebbe essere di natura dolosa. Le indagini tendono a capire se il rogo possa essere collegato alla catena di intimidazioni e ai danni di attività di esercizi commerciali vibonesi che si stanno succedendo con una preoccupante frequenza nell'ultimo periodo. Assoluzioni nel procedimento che era in corso dopo la morte di Maria Brogno, una donna deceduta nell'ospedale di Cosenza nel 2013. Sono stati assolti tutti gli imputati accusati di omicidio colposo in seguito alla morte di Maria Brogno, avvenuta il 26 marzo del 2013 presso l'ospedale Annunziata di Cosenza, decesso causato secondo la perizia medico-legale da uno shock emorragico che inizialmente la procura di Cosenza aveva attribuito alle responsabilità penali dei ginecologi e infermieri in servizio presso il reparto di ginecologia e ostetricia e chirurgia generale della struttura sanitaria cosentina. Sotto processo erano finiti i medici Vincenzo Pellegrino, Eugenio Scorza, Giulio Valentino, Antonio Ligato e gli infermieri Loredana Greco e Maria Francesca Spagna. In precedenza la dottoressa Maria Mazzuca aveva ottenuto una sentenza di proscioglimento, mentre gli altri imputati erano stati rinviati a giudizio. Al termine dell'istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Cosenza, presieduto dalla dottoressa Urania Granata, ha assolto tutti. Altre notizie nei nostri 100 secondi, vediamo. Incidente mortale sulla statale 106 a Brancaleone nel Reggino, lo scontro tra un'auto e un furgone, il bilancio è di un morto e 2 feriti, a perdere la vita un 74enne di nazionalità svedese, la dinamica dell'incidente al vaglio degli inquirenti. Un operaio è rimasto gravemente ferito e si trova ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale di Catanzaro in seguito alle ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto a Simbario nel Vibonese. L'uomo stava lavorando su un solaio quando, per causa in corso di accertamenti, è caduto da un'altezza di circa 3 metri. L'uomo ha sbattuto la testa a terra. Soccorso dai medici del 118, è stato poi trasportato con l'eliambulanza nell'ospedale catanzarese. Una bambina di 18 mesi chiusa accidentalmente in un'auto parcheggiata sotto il sole è stata salvata dall'intervento degli agenti della questura di Crotone. Al 113 è giunta la chiamata di una madre disperata per la figlia intrappolata nel veicolo. La mamma ha spiegato ai poliziotti di essere scesa dall'auto lasciando accidentalmente le chiavi all'interno e la piccola sul seggiolone del sedile anteriore aveva premuto il tasto di chiusura delle portiere. Nell'ultimo fine settimana sono stati 5 cercatori di funghi dispersi in Sila. Le attività di ricerca e soccorso da parte dei militari dell'Arma di Cosenza sono proseguite senza sosta. È stato necessario attivare in ben 2 casi su 4 il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse adoperato dalla Prefettura di Cosenza. Grazie al tempestivo intervento da parte dei militari e alle immediate ricerche attivate e condotte dai Vigili del Fuoco, dal Soccorso Alpino alla Guardia di Finanza, dal Soccorso Alpino e Speleologico, tutte le segnalazioni di scomparsa si sono concluse positivamente con il ritrovamento in buone condizioni di salute dei cercatori di funghi dispersi. Adesso a Cardinale, dove c'è stato un incontro con il procuratore Gratteri sul tema della legalità. Le numerose inchieste portate a termine in questi anni, le centinaia di arresti effettuati con la supervisione della Direzione Distrettuale Antimafia sono frutto di un lavoro interforze che ha portato la giustizia alle nostre latitudini ad essere più autorevole. Abbiamo creato una grande squadra con polizia giudiziaria di altissimo livello, sia sul piano etico, sia sul piano morale e sul piano investigativo. La procura finalmente siamo riusciti ad organizzarla molto bene e quindi io sono fiducioso, cioè io misuro la credibilità dal numero di persone che vengono a denunciare e siccome lo stanno facendo sempre più persone, vanno a bussare alle compagnie dei carabinieri, vanno a bussare ai commissariati, vanno a bussare alle compagnie della Guardia di Finanza, allora dico siamo sulla strada giusta, quindi bisogna solo continuare su questo target, se possibile migliorarci, sicuramente sì, in modo tale da convincere la gente che è conveniente denunciare anziché stare zitti e subire le vessazioni
dell''ndrangheta e dei centri di potere. Il procuratore capo di Catanzaro interviene a Cardinale per parlare di legalità. L'occasione è la presentazione del suo libro sulla storia segreta dell''ndrangheta, ma è anche un pretesto per dire ai giovani di credere di più nei valori e nei capisaldi della società, come la scuola. E la cosa che posso dire ai ragazzi: studiate. Non avete altro da fare, il vostro obiettivo deve essere lo studio, ma non per prendere 6, oggi non si dice 6, si dice sufficiente, ma puntare al 10, sia perché oggi il livello di valutazione è più alto, cioè gli insegnanti sono più generosi rispetto a quelli di 30 e 40 anni fa. Però è importante studiare già da piccoli, da ragazzi, perché un concorso non si prepara dal bando a quando ci si va a sedere, i concorsi si prepara già dall'asilo. Il presidente del Censis De Rita è stato ospite di un incontro che si è svolto presso la Camera di Commercio di Cosenza. A distanza di qualche giorno dalla visita del presidente nazionale della Corte dei Conti Angelo Buscema, la Camera di Commercio di Cosenza ha ospitato il presidente del Censis Giuseppe De Rita. Un segno evidente e palese della svolta impressa dal presidente Algeri: cambiare il territorio attraverso una nuova scuola di pensiero. Noi siamo passati da Open Camera Cosenza a un modello Camera Cosenza, un modo anche di dare delle indicazioni per il nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Abbiamo iniziato con il presidente della Corte dei Conti, ho pronunciato la visita del professor De Rita, è stata una grande formazione alle nostre istituzioni, a tutti quanti noi, all'organizzazione di categoria, ma anche al nostro territorio. Ognuno di noi, sia delle imprese che i cittadini, stanno cercando un cambiamento. Siamo vicini a questo cambiamento, ne sono sicuro, perché quel modello Camera Cosenza, l'abbiamo detto più volte al mio insediamento, ma con tutti i miei consiglieri, non è più fare delle cose, ma avere una scuola di pensiero, avere una reazione a far crescere questo territorio che tanto, ma tanto lo merita. Il professor De Rita in questo periodo è impegnato nel tour Viaggio in Italia, un modo efficace e singolare per verificare quali e quanti cambiamenti ci sono stati nei territori da lui visitati parecchi anni fa. Nel suo lungo intervento il professore ha focalizzato l'attenzione sulla crisi degli enti intermedi e dei protagonisti locali. Senza protagonismo non ci può essere cambiamento ed è per questo che il Sud non riesce a stare al passo, anche se negli ultimi tempi qualcosa è cambiato. Il cambiamento lo sento non dai grandi interventi pubblici, non dagli interventi dall'esterno, forse neppure dalla piccola imprenditorialità che pure io amo moltissimo, ma dalle nuove dimensioni intermedie sia dell'amministrazione pubblica, sia della rappresentanza, sia delle autonomie funzionali. Oggi, se dovessi capire o dovessi esplicitare un'impressione, ma è soltanto un'impressione, in Calabria può vincere l'autonomia locale dei singoli comuni, l'autorità del sindaco e dell'amministrazione locale, la presidenza di un'autorità indipendente, funzionale, come la Camera di Commercio, una banca locale che sappia supplire ai vuoti dei grandi sistemi bancari. E lì un po' di cambiamento lo si sente. Il calcio adesso con la Reggina che ha chiuso a Bari il turno del girone C di Serie C, un pareggio, Reggina che prova a scappare, Bari che la riprende. Reggina e Bari si dividono la posta al termine del posticipo della quarta giornata del campionato di Serie C allo stadio San Nicola. I calabresi fanno la voce grossa per oltre un tempo e dopo soli 8 minuti dall'inizio della sfida sbloccano il risultato con un gol di Corazza al terzo centro in campionato. 2 minuti più tardi la squadra di Toscano sfiora il raddoppio, allora Cornacchini suona la carica e il Bari prova a raddrizzare la gara, ma di fronte a una Reggina coriacea e combattiva. Nella ripresa il ritmo cala e i pugliesi trovano il gol che ristabilisce la parità con Sabbiano. Sull'1-1 De Rosa e compagni subiscono una serie di falli, alcuni in aria, che il direttore di gara non segnala e così la gara scivola via senza troppi sussulti fino al fischio finale. La Reggina resta in scia del Catanzaro a quota 8, mentre il Bari è un gradino più sotto a 7 punti, in attesa del derby di domenica fra Reggina e Vibonese. Grande scenario al San Nicola di Bari e adesso il meteo.
Sulla nostra regione permane un campo di alta pressione che garantisce ancora tempo pressoché estivo, con temperature tra i 3 e i 4 gradi oltre le medie del periodo. Tale alta pressione si estende su buona parte dell'Europa occidentale, con massimi di pressione sulla Gran Bretagna, mentre tra la penisola scandinava e la Russia domina una vasta area depressionaria. Domani, nella notte a cavallo con martedì, nuvolosità bassa sul Mar Tirreno e litorali tirrenici, in dissolvimento sin dal primo mattino. Durante la giornata sereno ovunque, con passaggio al più di nubi innocue alte e stratiformi. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento. Domani mari quasi calmi o poco mossi, venti deboli a regime di brezza sullo Ionio, quindi verso terra di giorno e verso il mare durante le ore notturne, mentre sul Tirreno soffieranno generalmente da nord-ovest deboli. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.